Segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, buongiorno e ben trovato al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito dell'Università Bocconi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina parliamo dello stato di salute dell'economia americana, alla luce del fatto anche dell'insediamento del presidente Trump, il reinsediamento di Trump, alla luce del fatto che, come tutti sanno, Trump vuole rilanciare la produzione americana, tra le altre cose. Insomma, vediamo di fare un piccolo focus, professore, su come stanno messi negli Stati Uniti sotto il profilo economico e della produzione reale, visto che appunto uno dei propositi del presidente Trump è quello di rilanciare l'economia reale, fare il bene dell'industria statunitense, e non parlo solo di quella tecnologica, dove gli Stati Uniti comunque credo rimangono assolutamente predominanti a livello mondiale, ma complessivamente come sono messi, professore, gli Stati Uniti? Complessivamente sono messi male, nel senso che sono in una situazione di crescente debito, e questo si è verificato negli anni, come la stessa cosa succede a noi, insomma, non è che improvvisamente ci si è svegliati con questo debito. Quindi il debito americano oramai va verso i 35 mila miliardi, 35-36 mila miliardi di debito, e sta pagando interessi per oltre 1.000 miliardi all'anno di interessi passivi sul debito. Il problema degli Stati Uniti e il problema della loro economia è stata una sostanzialmente idealizzazione della finanza come strumento di arricchimento. La finanza in realtà crea altra finanza, ma non crea ricchezza reale. La ricchezza reale è generata dalla produzione, quindi dal fare tutte quelle attività che gli Stati Uniti, ritenendo conveniente dal punto di vista del risultato, hanno trasmesso, hanno delocalizzato nella Cina, nel Vietnam, nell'Indonesia, nella Birmania, eccetera. Quindi hanno delocalizzato gran parte, direi molto più della gran parte, di tutte quelle attività che comportano manifattura e quindi produzione di ricchezza, le hanno trasferite nelle aree regionali dove il costo di manodopera è più basso, a costo di arrivare a situazioni anche di sfruttamento della manodopera minore e quant'altro, come è emerso per diverse aziende americane e anche per alcune italiane, se per quello. Il problema nasce alla fine degli anni '80, dopo la caduta del muro di Berlino. Gli Stati Uniti sposano integralmente la finanza come strumento di arricchimento. In realtà la finanza non arricchisce, ma distrugge ricchezza e crea indebitamento, come stiamo vedendo per gli Stati Uniti, l'Italia, la Francia, la Germania, eccetera. E quindi per giocare soprattutto sul plus valore derivante dai titoli azionari in borsa, comincia un gioco speculativo, e per cui il gioco speculativo consiste nello scommettere sui titoli di borsa, e quindi questi vengono comprati, venduti con delle operazioni che aumentano il valore, fra virgolette, finanziario, ma non aumentano il valore economico. In altri termini, cosa si è verificato dal 90 in poi? Primo, che la manifattura americana è stata dislocata in questi paesi. Se prendiamo per esempio
un settore importante che è quello farmaceutico, il 90% dei farmaci da banco, dei farmaci diciamo più venduti negli Stati Uniti vengono dalla Cina, e se la Cina a un certo punto decidesse di non dare più farmaci agli Stati Uniti non sarebbe nessun interesse chiaramente, ma le farmacie americane si vedrebbero costrette a chiudere. Quindi l'aspetto importante qual è stata? Una profonda trasformazione dell'attività economica americana, che da manifatturiera è diventata un'attività di servizi, in particolare servizi finanziari, servizi del credito e sanità. Per quanto riguarda questo passaggio è molto importante, perché se noi osserviamo i grafici dal 90 al 99-2000 vediamo che crolla l'attività manifatturiera negli Stati Uniti e si impenna quella dei cinesi. E i cinesi partivano da una situazione molto molto fragile, avevano un debito, un PIL pro capite che era bassissimo e quindi era inferiore a quelli africani, e nel giro di 10 anni e progressivamente gli Stati Uniti hanno creato la fabbrica del mondo, no? Quindi hanno dato ai cinesi tutta una serie di attività produttive, a partire da qualsiasi cosa, persino la Apple fa fare dei prodotti in Cina. Adesso abbiamo Elon Musk ha una fabbrica importante in Cina, quindi abbiamo una delocalizzazione, fra virgolette, che ha pensato di poter gestire la Cina. Fuori che la Cina a un certo punto ha aumentato le proprie competenze e ha cominciato a fabbricare prodotti alternativi, quindi investendo in tecnologie, investendo in creatività, per cui oggi l'azienda cinese BYD che fa macchine elettriche produce per la prima volta macchine della Tesla di Musk. Da ricordare che questa azienda inizialmente faceva delle batterie elettriche, e quindi dalle batterie elettriche si è trasferita a fare macchine, e il numero delle macchine vendute è superiore a quella della Tesla. Ora, il problema qual è? Il problema è che gli Stati Uniti hanno progressivamente delegato ad altri l'attività manifatturiera, e questo si vede chiaramente nei grafici, perché se andiamo a vedere i grafici che dimostrano l'attività manifatturiera abbiamo un crollo dell'attività manifatturiera nel settore agricolo, che era un settore trainante per l'economia americana. La manifattura conta per il 2%, per il 3% del PIL, e se andiamo a vedere complessivamente l'attività manifatturiera negli Stati Uniti conta circa il 10% del PIL, e questo ha comportato una posizione degli Stati Uniti di crescente indebitamento, perché poi le maggiori spese che gli americani sostengono sono quelle di importazione dei beni di primo livello, ma anche oramai di secondo e terzo livello. Questa situazione ha generato un progressivo indebitamento, è fortemente aumentato, come in Italia, diciamo dal 20 al 25, dal 20 ad oggi, e gli interessi che gli Stati Uniti stanno pagando sul loro debito sono superiori alle spese che sostiene per la difesa. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti gli interessi per il debito, che sono oltre quasi 1.100 miliardi, superano le spese per la difesa, che sono 840-860 miliardi di debito, e rischia di avvicinarsi alle spese per le pensioni, spese pensionistiche, che sono 1.300 miliardi. Quindi abbiamo una situazione di crescente indebitamento, e questo Trump si propone di rafforzare
la posizione, ricostruire in un qualche modo la manifattura, ma come fai? Oggettivamente puoi fare dei dazi, d'accordo, ma quando tu hai una diversità così forte, cosa fai? Prendi gli americani e li obblighi a fare le magliette, li obbliga a fare le scarpe da ginnastica, li obbliga a fare, non c'è più le strutture per fare quelle cose lì, per cui anche questa idea di riportare l'attività manifatturiera nel breve tempo non è credibile, non è realizzabile, insomma. Quindi no? al di là dei dazi che il Presidente può proporre, diciamo, e anzi imporre in maniera discrezionale fin da subito, fin dall'inizio della Presidenza. Sì, scherzando si diceva ci sono state le invasioni dei Cimbri, dei Teutoni, dei Galli, adesso ci sono le invasioni dei Dazi, no? In realtà i dazi li puoi fare nei confronti di paesi che sono deboli o sono asserviti, ma il problema è che questi poi obbediscono, ma poi evidentemente bisogna trovare una soluzione, perché altrimenti è come se uno ti mettesse la pistola nella testa e tu sei costretto ad obbedire. Quindi il problema che riguarda... Ecco, dazi che Trump vuole accompagnare a un costante, continuo, massiccio taglio delle tasse. Anche questo... il problema delle tasse è un problema complicato negli Stati Uniti. No? Perché? Perché con tutto questo processo di esternalizzazione nei vari paesi, Cina, Birmania, Vietnam, eccetera, loro che cosa hanno fatto? Hanno sostanzialmente delocalizzato anche le imposte, per cui le società che hanno costituito in paesi esteri per produrre beni che poi distribuiscono negli Stati Uniti, che cosa succede? Succede che le imposte che una volta pagavi perché producevi in patria, adesso gran parte di quelle imposte lì non le hai più, perché sono finite nei paesi terzi. Quindi nel momento in cui tu hai un debito che sta crescendo, no? Perché come fai come dire, intervenire su posizioni come la sanità, come il Medicare, eccetera, con una situazione dove il welfare, come vediamo, è praticamente quasi non coperto, allora come fai a recuperare attività manifatturiere che non hai la struttura? Puoi fare i dazi e i vantaggi fiscali sostanzialmente non li hai più, perché avendo delocalizzato gran parte della tua attività hai delocalizzato anche i posti dove le tasse vengono pagate, per cui attraverso una sorta di carosello tutte queste società hanno società all'estero e quindi i proventi che incassano ci sono dei passaggi sostanzialmente, in un paese si produce e poi la parte venduta si cede a un altro paese, cioè ci sono una sorta di camere stagne per cui le tasse vengono depositate poco alla volta mano a mano che cresce il valore del prodotto. Per cui quando arrivano negli Stati Uniti il valore che attraverso questo passaggio di camera in altra camera, eccetera, il valore con cui questi beni arrivano negli Stati Uniti è molto vicino al prezzo di vendita. Per cui in realtà il prezzo meno il costo di produzione dà degli utili, ma sono degli utili marginali rispetto a quelli che dovrebbero essere. E così anche noi abbiamo delle aziende che hanno le sedi fiscali in Olanda piuttosto che in Inghilterra, piuttosto che in altre paradisi fiscali. Quindi gli Stati Uniti da questo punto di vista, secondo me, si trovano in una grande difficoltà, anche per il fatto che loro sostanzialmente dicono va bene, noi continuiamo a stampare dollari e cosa vuoi che sia, continuiamo a stamparli. Il problema però è che adesso abbiamo i BRICS,
che stanno pensando di mettere una modalità di pagamento alternativa allo SWIFT e alternativa al dollaro. Ora, c'è da considerare un altro aspetto che facevo l'altro giorno sul tema della crescita americana. Ora, certamente, perché i giornali hanno portato un confronto fra la crescita del PIL americano e la crescita del PIL dell'Unione Europea. In realtà hanno preso a confronto la situazione attuale, ma noi prima della Brexit nel PIL dell'Europa avevamo anche il PIL della Gran Bretagna e quindi erano più vicino agli Stati Uniti. Ma tutto sommato io credo, no, che questa differenza che viene evidenziata dagli analisti sia una visione distorta, perché non mette i punti dove devono essere fatti. Allora, che cosa succede? Innanzitutto, noi non possiamo confrontare il PIL dell'Europa con il PIL degli Stati Uniti, perché gran parte del nostro PIL è fatto dall'attività manifatturiera, gran parte del loro PIL è fatto dall'attività finanziaria. Quindi abbiamo due prodotti la cui composizione è completamente diversa, d'accordo? E il secondo aspetto qual è? Che incide sulla leggibilità dei dati e che le sanzioni a cui noi siamo stati obbligati a rispondere nei confronti della Russia hanno creato un costo crescente da parte dell'acquisizione di materie energetiche, quindi petrolio e tutti i derivati del petrolio sostanzialmente. Noi abbiamo avuto una crescita esponenziale dal punto di vista dell'acquisizione dei servizi energetici e questo evidentemente ha avuto effetto sul PIL, evidentemente, no? Perché i costi che abbiamo sostenuto sono stati più elevati, ma d'altro canto l'effetto trasversale di questa situazione qual è stata? Che noi, non potendo più approvvigionarci dalla Russia per tutte le materie energetiche, siamo stati costretti a comprare in gran volume il petrolio liquido da frac prodotto negli Stati Uniti. Quindi noi compriamo dagli Stati Uniti, essendo obbligati a non comprarlo dalla Russia, siamo stati obbligati a comprarlo dagli Stati Uniti a un prezzo che è il triplo di quello che è quello russo. Per cui se noi a un certo punto facessimo la somma delle vendite petrolifere da parte degli Stati Uniti verso l'Europa, e al netto di queste le posizioni e le differenze del PIL sarebbero significativamente diverse. Quindi anche in questo caso il PIL degli Stati Uniti rispetto a quelli dell'Europa è stato caratterizzato da operazioni manipolative dei dati, insomma, perché al netto delle sanzioni, se non le avessimo più e quindi se potessimo non comprare più gas liquido dagli Stati Uniti, che costa il doppio, il triplo di quello russo, beh, insomma, le cose sarebbero diverse. Certamente gli Stati Uniti si trovano in una situazione, non a caso guardavo ieri, che le aziende che guadagnano di più, che fanno più utili negli Stati Uniti, quali sono? Le banche e i fondi finanziari. Quindi è chiaro che la loro scommessa è stata quella di giocare tutto sulla finanza. Hanno la JP Morgan, che è la banca che ha più profitti nel mondo, hanno il fondo BlackRock che gestisce 11.000 miliardi di dollari, quindi hanno un potere finanziario che non ha un controvalore dal punto di vista del prodotto manifatturiero, cioè l'agricoltura, come dicevo prima, è crollata, molte aziende agricole del Middle East hanno dovuto chiudere, molti artigiani del Middle East hanno dovuto chiudere, quindi la scelta sostanzialmente di affidarsi alla finanza in modo quasi esclusivo, a mio parere, sta diventando una pedina
mortale per l'economia americana. Non si può neanche più parlare di economia americana, bisognerebbe parlare di finanza americana, perché la vera ricchezza degli Stati Uniti deriva dalla gestione finanziaria e dall'esercizio di potere che la finanza esercita sugli altri paesi. Ecco, però professore, rimane comunque una potenza leader nel campo, per esempio, della tecnologia. Adesso parlavamo di Musk, è l'emblema di questa potenza, no? Sì, O no? sì, certamente, però, come diceva l'altro giorno il mio amico Giulio Sappelli in un'intervista che ha rilasciato a un giornale, e Sì. credo che tu abbia ripreso, lui dice chiaramente che con l'intelligenza artificiale tu non produci, no? Quindi devi ritornare a un'economia sociale che si occupa delle diversità, delle distribuzione dei redditi, eccetera. Quindi anche lui criticava pesantemente, cioè non è che tu puoi affidare all'intelligenza artificiale un'attività manifatturiera, perché l'intelligenza artificiale non produce, insomma, no? Quindi questa grande è vero che poi Elon Musk in realtà il business lo fa vendendo le macchine elettriche, insomma, Sì. no? Certo. E diciamo anche dietro all'intelligenza artificiale c'è comunque una filiera di imprese reali, Sì, no, non è da dimenticare tutto questo, no? Perché alla fine quello è il prodotto finale, però ci sono imprese produttive che servono per raggiungere quegli obiettivi, quindi sì, siamo no, sempre no, nel campo dell'economia reale, tutto sommato. ecco, no, indubbiamente, però, ripeto, i dati sono quelli, cioè il PIL delle aziende manifatturiere americane è il 10% del PIL, da noi è il 40%, e quindi io credo che la parte importante del nostro paese sia avere delle regioni come il Piemonte, la Val d'Aosta, il Piemonte e Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, adesso le Marche, in parte l'Umbria, che sono regioni ad altissima attività manifatturiera e sono tra le prime 10 regioni europee per questo tipo di attività. Quindi il vantaggio del paese e lo svantaggio è il debito, ma il debito dipende da una gestione della spesa non controllata. La vera spina dorsale del paese sono le piccole e medie imprese e sono l'artigianato. Questo è il punto, perché tra l'altro nell'intervista che tu citavi, ne abbiamo parlato proprio con Carlo Cambi che l'ha fatta questa intervista al professor Sappelli l'altro giorno. Il professor Sappelli mette l'accento sul fatto che l'artigianalità in Italia, il mondo artigiano in Italia sia anche non solo un segmento importantissimo, ma anche produttivo, creativo di straordinaria importanza, no? Infatti il professor Sappelli è anche presidente della Fondazione Germozzi, che fu il sindacalista degli artigiani. Sì, Ecco, tieni presente che il 92% degli occupati in Italia sono nelle piccole e medie imprese, e quindi questo, come dire, dà significato. E l'altra cosa importante è questa, e cioè noi siamo italiani accreditati dall'avere una grande creatività, no? Ma la creatività degli italiani dipende dall'artigianato, perché l'artigianato è un lavoro molto particolare in cui la materia, la mano che destreggia la materia, l'occhio, la mente costituiscono un tutt'uno, e quindi c'è in questo processo di trasformazione della materia o di modificazione della materia, del lavoro, insomma, ma questo è nella nostra natura, tu vai a cercare di riparare la macchina in certi posti, dico prendiamo un pezzo di ricambio, e invece trovi il meccanico e dice cerchiamo di vedere che cosa si può fare, magari si può cambiare questo, si può cambiare Ma questo. quindi, professore, la riscossa viene dalla provincia, il futuro viene dalla provincia? Sì. Perché io sto vedendo, per esempio, su Milano, la città di Milano, questa roba qui l'ha persa completamente. È una città Certo.
che ha perso completamente la produttività in questo senso. L'ha persa sotto il profilo delle grandi industrie, delle grandi imprese che non ci sono più da tanti anni, ma l'ha persa anche sotto il profilo dell'artigianalità. Se il modello di sviluppo è quello di Milano, siamo fregati, mi viene da dire. Siamo fregati. Cioè il modello di sviluppo sta diventando di più quello delle Marche, per esempio, o dell'Umbria, o della Toscana, o del Veneto, no? Cioè noi abbiamo avuto degli artigiani straordinari, cioè abbiamo avuto la Luxottica con del vecchio Rizzoli, Mondadori, tutta questa gente faceva parte dei Martinet, cioè erano quei ragazzi abbandonati negli asili privi di genitori, e questi hanno fatto delle creazioni straordinarie, insomma, no? E quindi in un certo senso noi siamo figli dell'artigianato, perché a loro modo i Michelangelo, ma tu i Leonardo da Vinci erano artigiani. Cosa bisogna fare, secondo te, professore, per rilanciare questa risorsa vera della nostra economia, della nostra produttività? Cosa è necessario fare? È necessario federalizzare il sistema economico? Prendere coscienza della realtà dei fatti, e cioè che l'artigianato e le piccole e medie imprese sono la colonna portante del nostro paese e ci hanno sempre salvato, cioè nei grandi problemi, cioè la grande impresa, qual è il problema di fondo che caratterizza l'impatto sociale e economico della piccola e media impresa e della grande impresa? La grande impresa, se va male, per cui guarda l'Ilva, guarda le altre imprese, tu sei costretto a lasciare fuori 3.000 persone, 4.000 persone, 5.000 persone, perché il processo di cambiamento e di ristrutturazione, ridefinizione degli aspetti produttivi è complicato in una grande impresa. Nelle piccole imprese falliscono anche loro, d'accordo? Ma non è che falliscano tutte nello stesso tempo, hanno tempi di fallimento diversi fra di loro, per cui alcune falliscono e altre nascono. Quindi sarebbe come che il serpente cambia pelle per ogni singola parte. Professore, no? questo qui è un tema molto interessante. Sono le 10 però e 59. Allora, in chiusura io voglio farti una domanda. Secondo te, poi magari la sviluppiamo più dettagliatamente in prossime conversazioni, ma secondo te regionalizzare, cioè dare briglia sciolta alle regioni sotto il profilo delle tasse, della burocrazia, della politica industriale, è un modo giusto per far crescere questo tipo di economia di cui stai parlando? Secondo me sì, io sostengo da sempre che questo paese è un paese federale, nato federale, perché tu non puoi gestire un paese che è cresciuto con i Borboni, con gli Asburgo, con i Savoia, con lo Stato Pontificio allo stesso modo, e quindi il nord è diverso dal sud, e il modello federale che si ostinano a non considerare perché la cultura prevalente nelle amministrazioni centrali è una cultura burocratica legislativa, perché i, fra virgolette, braccianti del sud sono diventati magistrati, avvocati, membri delle pubbliche amministrazioni, e questi ragionano con il diritto, e sono lì che si impiccano pensando ai livelli di essenziali di prestazioni. Non puoi fare in modo che il Veneto operi allo stesso modo come la Sicilia, e quindi bisogna dare spazio a quelle regioni, ovviamente controllando il livello di spesa, ma questo è fondamentale, cioè questo paese nasce federale. Allora, professore, magari coinvolgiamo un rappresentante, un assessore, quello dello sviluppo economico della regione Lombardia, che su questi temi si è speso molto per la prossima conversazione. Vediamo di organizzare un confronto a tre su questo. Intanto io ti ringrazio, grazie al professor Fabrizio Pezzani, come sempre. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Vediamo di invitare l'assessore Guidesi alla prossima conversazione, perché avevamo già parlato con lui di questi temi, ma mi piacerebbe che fossimo in tre a parlare. Io e qui chiudo, ho scritto un libro nell'84, io ho scritto un libro dal titolo Le imprese minori, il loro ruolo nel sistema economico italiano. Ecco. Dava evidenza che se fallisce la grande impresa è un bel problema,
ma le piccole imprese non falliscono mai tutte nello stesso momento, per cui c'è un cambio sostanzialmente di pelle, il sistema cambia pelle in modo meno traumatizzante. Allora, 1984, grazie a Fabrizio Pezzani, grazie professore. Ciao, arrivederci. Avete ascoltato Auto da Fè. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of '69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, those wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use saying complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in, and that's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch, you told me that you wait forever. Oh, man, held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life.